Si deve credere nella felicità, perché la felicità passa per scelte di coraggio e in virtù di questa cosa bisogna essere coraggiosi e pazienti e tutto arriva alla fine. Crederci fino alla fine per raggiungere i propri sogni è quello che ha fatto Brian Ceotto, 22 anni, studente di lettere all'Università di Milano. Brian all'anagrafe è Daphne, nasce in un corpo femminile che sin da piccolo sente stretto, poi alle medie la piena consapevolezza di sé. Non percepivo il mio essere, sentivo la mia anima più grande del mio corpo, sentivo come di essere intrappolato in qualcosa che non doveva esistere. Ma questi sentimenti li tiene chiusi dentro, non ne parla con nessuno, è più forte la paura del giudizio degli altri, poi in terza superiore la svolta grazie ad un tema. Ho annunciato allegramente e ampiamente di sentirmi Brian e di essere tale e quindi lì direi che è stato il grande momento. Il professore di italiano legge il tema e parla con Brian, tocca i tasti giusti, gli dà coraggio. Grazie alle sue parole e grazie al supporto della famiglia accanto a lui da subito, il 12 giugno 2021 inizia il percorso di transizione. È un percorso ormonale, il che significa semplicemente iniezioni di testosterone e il testosterone lavora su se stesso attraverso il corpo. Interventi non ancora. Non ancora perché serve un iter legale in Italia per accedere agli interventi, perché serve la rettifica anagrafica del nome e del genere sui documenti. Un iter legale però lungo e dall'esito non sempre scontato. Ci sono percorsi psicologici alle spalle che attestano la nostra disforia, percorsi endocrinologici che attestano il nostro percorso medico. Purtroppo però un giudice nel giro di 2 ore attraverso una sentenza può negare la possibilità dei nostri documenti, almeno parzialmente. Non so cosa mi aspetti nel futuro, ma spero di essere sereno, ci racconta Brian, che ha ben chiaro quale sia ora il suo più grande sogno. Non vedo l'ora di cambiare i documenti e di poter accedere finalmente agli interventi, che sono uno degli step più importanti per me stesso. Nemmeno gli episodi di transfobia di cui è stato vittima negli anni lo hanno fermato e ora guarda con serenità le foto da bambina. Ho raggiunto traguardi che mai avrei pensato di raggiungere, quindi sono davvero fiero di me stesso e orgoglioso di quello che sto facendo. Un percorso non certo facile che Brian ha deciso di raccontare sui social. Perché voglio smettere di credere che la gente possa considerare la transessualità un tabù e voglio far credere alle persone che c'è una grossa distinzione tra l'essere e l'esistere. Sono esistito per tantissimi anni fino all'anno scorso e adesso finalmente sono, quindi abbiate il coraggio di essere e di smettere di esistere.